Pensiero del giorno, lunedì 12 maggio. Il bene vince sempre. Il farsi uno contiene tutte le qualità menzionate da San Paolo nel suo inno alla carità. Quando diventiamo una cosa sola, vogliamo sicuramente il bene. È un atteggiamento lontano dall'invidia. Per diventare uno non possiamo vantarci di qualcosa, ma al contrario dobbiamo essere vuoti di noi stessi. Pensiamo all'altro e quindi non c'è spazio per l'ambizione o l'egoismo. Quando si diventa uno non ci si irrita, perché richiede molta calma. Non si pensa al male, perché si diventa uno nella speranza che il bene, la giustizia, la verità trionfino nell'altro. Chiara Lubich, L'arte di amare, Cittanuova editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.